Io faccio un appello al ministro Tria, firmi che sia finita, salviamo il risparmio e i risparmiatori vittime di questa colossale truffa di massa. Il decreto che garantirebbe risarcimenti alle vittime del crack delle banche popolari venete è pronto, ma il provvedimento è fermo in attesa di una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che lo renderebbe esecutivo. Il testo, steso nella precedente legislatura parlamentare, soddisfa le associazioni dei consumatori. La possibilità per tutti coloro che hanno ottenuto un danno ingiusto, di ottenere in brevissimo tempo il ristoro delle perdite che hanno subito. Il meccanismo è abbastanza semplice, basta presentare un'istanza dopo aver ottenuto un lodo e si accede direttamente al fondo di ristoro. Ma come detto, il provvedimento rimane fermo. Di quei soldi, invece, ripetono le associazioni dei consumatori riunite a Padova, c'è un bisogno urgente per riparare a quella profonda ferita che si è aperta in tante famiglie e imprese. È vero che è dotato solo dei 100 milioni, però si può partire subito, immediatamente con questo decreto e poi le migliorie si possono fare con il prossimo bilancio. Ci sarà tempo per modificare e migliorare il testo del regolamento per il funzionamento del fondo di ristoro, a partire dalle somme stanziate con la prossima finanziaria, sostengono le associazioni. Intanto però i contenuti per una sua attuazione immediata ci sono tutti, i ritardi della politica non sono giustificabili. I contenuti ci sono, bisogna ristorare i risparmiatori rapidissimamente, quindi prima della finanziaria noi chiediamo che il decreto sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Quello che tutti quanti stamattina ci stiamo chiedendo è cosa stiamo aspettando e quanto tempo ci vorrà ancora, perché di tempo ne è passato tanto e la gente non ne ha più, questo è il problema.